Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. La Procura di Catania ha iscritto nel registro degli indagati 11 sanitari e disposto l'autopsia sul corpo della neonata deceduta l'11 agosto all'ospedale Cannizzaro e che dovrà quindi essere riesumata dal cimitero di Acireale dove era sepolta. La bambina era positiva ad un virus letale che non dovrebbe essere presente negli ambienti ospedalieri. Condotte illecite di un imprenditore e un funzionario del Dipartimento di Protezione Civile della Regione Sicilia. Quest'ultimo, in qualità di addetto alle procedure di liquidazione, in cambio di denaro si sarebbe adoperato per velocizzare i controlli di propria competenza e sollecitare i propri colleghi a svolgere prontamente i loro adempimenti affinché venissero celermente pagate fatture per circa 130.000 euro. Il denaro veniva consegnato in pacchetti definiti caramelle. I reati sono stati commessi tra le province di Messina e Caltanissetta. I finanzieri del Comando Provinciale di Siracusa, nell'ambito dei controlli in materia di contrasto al lavoro sommerso, hanno individuato una RSA con 5 lavoratori impiegati totalmente in nero. Accade a Noto, in provincia di Siracusa, il 70% dei dipendenti lavorava senza contratto, richiesta la sospensione dell'attività. Sarebbero 3 gli scafisti responsabili dell'arrivo di 99 migranti intercettati a 38 miglia dalle coste siciliane condotti in porto ad Augusta. Con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, la squadra mobile di Siracusa ha posto in stato di fermo 3 russi. All'operazione hanno collaborato Guardia di Finanza e la sezione operativa navale della Guardia di Finanza. E con questo per adesso è tutto, grazie per averci seguito, arrivederci. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.